Buongiorno, i titoli di Sicilia 24. Amministrativa in Sicilia, vittoria del centrodestra, Enrico Trantino, il nuovo sindaco di Catania, debacle dell'area progressista con l'unica vittoria di Tranchida a Trapani, Cassì riconfermato a Ragusa, a Siracusa si andrà al ballottaggio. Futuro in bilico per i lavoratori AMAP dopo il blocco degli stipendi, sit-in di protesta a Palermo, a rischio anche utenze e forniture gestite dalla municipalizzata. Un nuovo spazio per l'accoglienza, la missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte, la regione consegna a Palermo il padiglione ex aeronautica. Meno di un mese agli esami di maturità, scatta il tototema, niente più restrizioni legate al Covid, si torna alle modalità di svolgimento abituali. Meteo continua, l'instabilità tardo-primaverile, secondo le previsioni degli esperti, il ponte del 2 giugno sarà a rischio di temporali pomeridiani. Buongiorno, benvenuta e benvenuti a questa nostra edizione di Sicilia 24, ampia pagina ovviamente dedicata alle elezioni amministrative in Sicilia, centrodestra avanti tutta, quindi dunque una vittoria consolidata. Enrico Trantino è il nuovo sindaco di Catania, debacle dell'area progressista che salva l'onore con la riconferma di Tranchida a Trapani. Cassì viene rieletto a Ragusa, mentre a Siracusa si andrà al ballottaggio. Cateno De Luca conquista Taormina. Sentiamo Tonino De Mana. Il vento del centrodestra spira forte anche sulle amministrative in Sicilia e la conferma arriva da Catania con Enrico Trantino che sbaraglia tutti, aggiudicandosi al primo turno la palma di sindaco. Il successo dell'avvocato penalista, 59 anni, sostenuto da Fratelli d'Italia, Prima l'Italia, Forza Italia, Noi con l'Italia, Grande Catania, Enrico Trantino sindaco per Catania, No Moderati DC e Noi con la Sicilia Popolari e Autonomisti, si è materializzato sin dallo spoglio delle prime schede, tanto che, a scrutinio in corso, il principale competitor, Maurizio Caserta, ha telefonato al vincitore per congratularsi, sostenendo però di andare avanti con una presenza in consiglio comunale e nella società. Debacle dell'area progressista con il centro-sinistra che salva l'onore con Giacomo Tranchida che viene riconfermato sindaco dopo un'entusiasmante sfida con Maurizio Miceli. Ragusa resta in mano a Giuseppe Cassì, oltre il 60% di preferenze, confermato alla guida del comune con il sostegno di 5 liste civiche. È stato apprezzato il lavoro compiuto in questi anni, ha detto, con i cittadini si è instaurato un rapporto di empatia. Come era prevedibile, anche per l'elevato numero di candidati, si andrà al ballottaggio a Siracusa con Ferdinando Messina che tra 2 settimane se la vedrà con Francesco Italia. Questa in sintesi l'analisi del voto nelle principali piazze siciliane chiamate alle urne per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale. Sorprese e qualche conferma negli altri 11 comuni siciliani con più di 15.000 abitanti. A Licata, eletto sindaco Angelo Balsamo del centrodestra, nel catanese ad Aci Sant'Antonio si va verso il ballottaggio tra Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria, ad Acireale ballottaggio tra Roberto Barbagallo, lista civica, ed Antonino Garozzo, centrodestra. A Belpasso torna sindaco Carlo Caputo, ex presidente del Parco dell'Etna. A Biancavilla rieletto sindaco Antonino Bonanno con oltre l'80% dei voti, quasi un plebiscito. A Gravina di Catania rieletto Massimiliano Giambusso. A Mascalucia vince l'uscente Enzo Magra. A Piazza Armerina, nell'Ennese, si delinea il ballottaggio tra Antonino Cammarata e Massimo Di Seri. Nel Ragusano, a Comiso, eletta Maria Rita Schembari. A Modica vince Maria Monisteri, sostenuta da 4 liste civiche di area centrodestra. A Carlentini, nel Siracusano, Giuseppe Stefio, sostenuto dall'area progressista, è il nuovo sindaco con oltre il 72% dei consensi. A Taormina, Cateno De Luca batte nettamente l'uscente Bolognari e veste ancora una volta la fascia tricolore dopo averla già indossata a Messina, Santa Teresa e Fiume di Nisi. Per il leader di Sud Chiama Nord, bagno di folla in piazza e preghiera in chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E dunque elezioni amministrative in Sicilia, vincitori e vinti, Enrico Trantino, il nuovo sindaco, lo sentivate nel servizio di Catania durante la trasmissione Il Punto, ha annunciato un'apertura al dialogo con le opposizioni e un coinvolgimento della cittadinanza. Sentiamolo. Non si tratta del mio successo, della mia vittoria, della vittoria della coalizione, del successo della coalizione, si tratta semplicemente di un punto di partenza che con grande senso di responsabilità dobbiamo a questo punto portare avanti per consolidare un rapporto con la città che ha bisogno di una comunanza di interessi, di una comunanza di energie
perché da sola l'amministrazione non ce la può fare. Allora è chiaro che il dialogo con l'opposizione diventerà indispensabile, ma per coinvolgere tutta la città, per coinvolgere i cittadini, perché noi purtroppo abbiamo questa vocazione al disfattismo a Catania, che dobbiamo superare attraverso una riappropriazione di uno spirito identitario che probabilmente è venuto meno negli ultimi 15 anni. Quindi è il momento di stabilire un nuovo rapporto con i catanesi, che dovrebbero amare più spesso la città e non solo il 5 febbraio o se il Catania sale di serie. Quindi dicevo che il rapporto con l'opposizione sarà prezioso, saranno ammesse e ben accette tutte le critiche, perché la critica aiuta a crescere, il dissenso, talvolta anche la polemica, purché non ci siano posizioni strumentali, perché su quello chiaramente sarò intransigente, nel senso che laddove ci sono rivendicazioni per la città io sarò pronto ad ascoltarle, laddove ci saranno invece rivendicazioni per pochi interessati io là ovviamente mi metterò di traverso. Maurizio Caserta è lo sconfitto a Catania per il centro-sinistra. Ai nostri microfoni augura buon lavoro al neosindaco trantino e lo ha sentito per noi Emanuela Corsi. Noi siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Comincia da qua un percorso in Consiglio Comunale con le risorse che ci saranno. Abbiamo offerto alla città una prospettiva politica che tra coloro che hanno votato è stata apprezzata da una minoranza. Ho chiamato l'avvocato Trantino per congratularmi, non sono riuscito ancora a parlare con lui. La città ha tributato a quella offerta politica una maggioranza ampia, è giusto che governino, è una fisiologia della società, della politica, e noi siamo parte di questa fisiologia. Ci spostiamo a Ragusa, dove Beppe Cassi, sindaco uscente, è stato riconfermato, era sostenuto da liste civiche, lo ha sentito per noi Lorena Dolci. Si è creato proprio un'empatia con i ragusani, mi fa piacere pensare questo, devo pensare questo visto il risultato, quindi abbiamo anche impostato una campagna elettorale sulla scia di quello che è stato il comportamento durante questi 5 anni, cioè sobrietà, cioè moderazione, cioè un linguaggio sempre mai fuori dalle righe, con responsabilità. Io credo che i ragusani hanno apprezzato molto anche questo approccio, questo atteggiamento. Alla fine la gente ha premiato appunto la semplicità, ha premiato la concretezza, perché noi abbiamo lavorato tanto in questi anni, i risultati si vedono. Io dico sempre che un sindaco viene giudicato sulla base di fatti verificabili. La gente ha verificato uscendo di casa che quello che dicevamo nella nostra comunicazione era qualcosa di reale, qualcosa di concreto. La città sta cambiando, la città è un modello amministrativo e non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. La città di Ragusa ha delle qualità uniche, ma è una valutazione che chiunque viene a Ragusa da fuori fa, e quindi alla fine questo è stato percepito. Questa ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative, ovviamente ce ne occuperemo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Per adesso ci fermiamo, un momento di pausa. Notizia di sindacale, sit-in dei lavoratori AMAP a Palermo. Dopo il blocco degli stipendi, sindacati e dipendenti hanno manifestato davanti alla prefettura chiedendo garanzie per il futuro. Sentiamo Marco Gullà. 33 anni è la prima volta che succede una cosa del genere, quindi siamo preoccupati e vediamo cosa decide il prefetto. Che dico, prendersela con gli operai non è stato corretto. Lui è un lavoratore dell'AMAP preoccupato, come tutti gli altri suoi colleghi, per una situazione decisamente delicata che in questo momento attanaglia l'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo e che fornisce il servizio idrico nel capoluogo e in oltre 40 comuni della provincia. A rischio ci sono gli stipendi per 700 lavoratori, ma anche utenze e forniture. Sono i primi effetti dell'inchiesta sulle presunte irregolarità per ottenere un prestito dalla Banca Europea degli investimenti. Il sequestro da 20 milioni congela le spese dell'azienda. Il blocco dei conti correnti determina un'impossibilità materiale di erogare gli emolumenti di maggio, e se la situazione non si sblocca il problema si procrastinerà anche nei mesi successivi. Quindi noi abbiamo già insieme alla Wiltec
proclamato lo stato di agitazione, oggi ci aspettiamo delle risposte da parte delle istituzioni, da parte anche del Comune di Palermo. La soluzione la devono ricercare le istituzioni. Noi siamo qui perché vogliamo intanto difendere quelli che sono i diritti dei lavoratori e dei cittadini, perché l'azienda AMAP gestisce il servizio idrico in 47 comuni della provincia di Palermo e questa determinazione ha procurato e procurerà a breve un disastro di carattere socio-economico, ma lo potrebbe creare anche a carattere ambientale. La preoccupazione avvolge i lavoratori che ci dicono una cosa del genere non era mai successa, ci hanno sempre pagato puntualmente. Siamo, come dire, in allarme per diverse ragioni. Non era mai successo? Assolutamente no, non era mai successo, anche perché non è una cosa che dipende dall'azienda. È un procedimento penale, per cui diciamo è tutto da vedere. Preoccupazioni, sicuramente preoccupazioni, perché siamo un po' preoccupati. Lo stipendio è quello che ci mantiene, chi ha famiglia, chi ha problemi, chi ha mutui di casa, in questo periodo un pochettino pesante siamo abbastanza preoccupati. Si lavora per una soluzione per evitare disagi a lavoratori e soprattutto cittadini. La Regione siciliana ha donato un nuovo spazio per l'accoglienza alla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. Sentiamo Marco Gullà. La missione Speranza e Carità di Biagio Conte da oggi avrà un nuovo spazio. La Regione Sicilia ha infatti consegnato il padiglione ex aeronautica riqualificato nella sede di via Decollati a Palermo. Un padiglione che permetterà alla missione, fondata dal frate missionario Biagio Conte, deceduto lo scorso gennaio, di allargare le maglie dell'accoglienza. Siamo sempre aperti a questo, perché continuamente siamo sollecitati, quotidianamente si può dire, o da arrivi o da situazioni varie, chi ci chiama da Arezzo, chi ci chiama da una parte e dall'altra, per poter dire sempre anche il nostro sì, il nostro benvenuto a ogni fratello che possiamo accogliere sempre nella fratellanza. Una donazione voluta e richiesta esplicitamente dal Presidente della Regione, Renato Schifani. A lui regaliamo, al suo impegno, alla sua fede, a quello che ha fatto per i poveri e continua a fare dall'alto dei cieli, regaliamo questa nostra iniziativa che gli avevamo promesso. È una promessa mantenuta, ma non ci fermiamo qui, continueremo ad essere vicini alla Fondazione Biagio Conte, al suo operato, alla sua memoria. Questo nuovo padiglione ha un efficientamento energetico che permetterà alla missione di risparmiare sulle utenze. Noi abbiamo deciso di intervenire proprio per cercare di risolvere alla radice il problema. E i miei tecnici della Regione affermano che già il 70% delle utenze elettriche verrà assorbito e verrà realizzato attraverso questi pannelli, quindi il costo si ridurrà di almeno 2/3 rispetto al passato e questo sicuramente è già un contributo indiretto ma continuo, non ci sarà più quella che richiesta che avviliva certe volte fratello Biagio a dover chiedere aiuto alle istituzioni perché non si poteva. Noi abbiamo anche deciso, e lo abbiamo già fatto, di estinguere in buona parte il debito che questa struttura aveva nei confronti dell'Enel. E Don Pino Vitrano, che ha preso le redini della missione, alla domanda cosa penserebbe Biagio Conte in una giornata così importante, risponde così. Oggi sarebbe chiaramente felice di vivere anche questo momento di quello che è stato fatto da parte della Regione come segno di aiuto alla missione, anche di aiuto e di apertura a tutta la città. Maturità 2023, da quest'anno si torna definitivamente alla normalità dopo l'emergenza Covid, manca poco meno di un mese alla prova scritta che coinvolge 500.000 di studenti italiani e noi siamo andati in un liceo catanese a vedere come si preparano gli studenti e a scoprire il tototema. Eva Spampinato. Manca meno di un mese agli esami di maturità e gli studenti affrontano il rush finale che li porterà alla prova d'esame che quest'anno torna nella forma pre-Covid. Cambia qualcosa per quanto riguarda le materie di indirizzo su come si svolgerà la prova scritta. La commissione e il trattamento degli esami è ormai quello antecedente appunto la pandemia. La commissione sarà costituita appunto da 3 commissari interni e 3 commissari esterni e il presidente che è sempre stato esterno. Il 21 e 22 giugno 500.000 di maturandi italiani sarà alle prese con le 2 prove scritte a carattere nazionale stabilite dal Ministero, seguite da un colloquio.
Noi siamo entrati in un'aula del liceo classico Cutelli di Catania, dove gli studenti segnano i giorni che mancano alla fatidica data, mentre i professori danno i consigli pratici per affrontare un mese cruciale. Il consiglio pratico può essere soprattutto un consiglio di tipo metodologico e quindi dopo un primo ripasso fatto in termini cronologici generali sarebbe sicuramente più utile, ma già immagino l'abbiano fatto già tutti quanti, provare a mettere già in pratica, no, la ripetizione per nodi tematici. Non è ancora scattato il tototema, ma i social lanciano già i primi pronostici sulle possibili tracce dello scritto d'italiano. Si pensa a D'Annunzio, a Gabriele D'Annunzio, oppure c'è chi pensa a Pirandello come traccia in prosa, oppure è possibile anche Italo Svevo. A farla da padrone è TikTok, dove gli argomenti a tema maturità diventano virali. Secondo me però quello più probabile in assoluto è proprio lui, Italo Svevo. Quest'anno infatti si festeggiano tondi 100 anni dalla pubblicazione della Coscienza di Zeno. Quello che ti preoccupa di più? Certamente la traduzione credo sia la parte che preoccupa un po' tutti quanti più rispetto al resto dell'esame. Ma a preoccupare molti studenti dell'ultimo anno sono anche i test d'ingresso nelle diverse facoltà universitarie. I ragazzi dell'ultimo anno sono estremamente tartassati dal problema dei test, dei TOLC, e questo è un sistema che purtroppo depotenzia enormemente lo studio e anche la serenità con cui studiare l'ultimo anno delle scuole superiori. Ci fermiamo, una breve pausa. Continua l'instabilità tardo primaverile. Secondo le previsioni degli esperti, per il ponte del 2 giugno ci sarà rischio temporali pomeridiani. Sentiamo il servizio. Parola d'ordine: instabilità. Il cielo di questi ultimi giorni ci ha fatto assaporare il trend che il meteo proporrà anche per i prossimi giorni, ovvero tempo incerto con improvvise piogge pomeridiane anche a carattere temporalesco. Lo dice l'evidenza delle giornate trascorse e lo confermano gli esperti meteorologi. L'instabilità tardo primaverile continuerà e coinvolgerà anche il ponte del 2 giugno, che sarà rovinato, almeno in parte, da possibili piogge che si svilupperanno soprattutto nelle ore tra le 13 e le 18. L'Italia si trova in una situazione in cui è presente aria instabile nelle quote superiori dell'atmosfera, che incontra l'aria più calda al suolo e innesca le perturbazioni, spiega l'esperto meteo Alfredo Ragonese, posizionandosi in una zona né di alta pressione né di bassa pressione. Di fatto il nostro paese si trova come intrappolato in una gabbia ciclonica, ma non tutto è perduto. Le mattine saranno serene, mentre i pomeriggi saranno rovinati dalla pioggia, a tratti anche violenta, spiega ancora Ragonese, soprattutto nelle aree montuose interne della Sicilia. Le zone costiere saranno in parte risparmiate. Infine, la sera il tempo si ristabilirà. Per quanto riguarda le temperature, dobbiamo aspettare ancora una settimana per superare i 26-28 gradi. La colonnina di mercurio si attesta sotto la media del periodo, con minime di 15 gradi e massime di 25. Il quadro meteorologico per il ponte del 2 giugno non cambierà. Insieme al costume, dunque, sarà bene portare in vacanza anche l'ombrello. Primi movimenti, siamo al calcio per Palermo e Catania. I rosanero puntano alla riconferma di Brunori e lavorano per rinforzare la difesa, mentre invece i rossazzurri aspettano il patron Pelligra per definire budget e programmi. A Messina si lavora per definire ancora il dopo Sciotto. Tonino De Mana. Brunori pronto a firmare fino al 2027 al centro dell'attacco e Corini in panchina. Il Palermo riparte da queste due certezze per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie B, in cui dopo la fase di assestamento del torneo appena concluso non saranno concessi gli errori che hanno portato all'esclusione in extremis dai playoff promozione. Sarà proprio su questo aspetto che la dirigenza rosanero dovrà lavorare in sede di calciomercato, con la difesa, 49 gol subiti, che necessita di rinforzi per alzare il livello di qualità e il tasso di esperienza. E allora, per ripartire con un altro piglio, il Palermo avrebbe messo gli occhi su Fabio Lucioni, uno dei pilastri del Frosinone, neopromosso in A, ma di proprietà del Lecce. Sarà con i salentini che bisognerà trattare, anche se molto potrebbe dipendere dalla volontà del giocatore che, a 36 anni, vorrebbe giocarsi le chance nella massima categoria. Corini lo conosce benissimo, lo ha avuto al Lecce e potrebbe essere l'uomo giusto a cui affidare le chiavi della difesa. Il tecnico rosanero dovrà
anche valutare la posizione di alcuni giocatori che rientrano alla base, è il caso di Silipo e Fella, rispettivamente in prestito alla Juve Stabia e al Monopoli. In Serie C saranno 2 le formazioni siciliane ai nastri di partenza. Il Catania, neopromosso, punta in alto e pianifica la nuova stagione. In settimana dovrebbe tornare il patron Pelligra, che dovrà dare il via alle operazioni partendo dal budget che includerà la prima squadra, il vivaio e il calcio femminile. Il DS Laneri, che ha sul taccuino decine di nomi, è già al lavoro per cercare di riscattare Vitale, Sampdoria e Chiarella Pescara e potrebbe avviare contatti con il Piacenza per discutere di Betters. Nonostante l'ottimo campionato dei rossazzurri, molti sono segnalati in uscita ed in questo senso sembra in bilico la posizione di Alessandro Russotto, De Respinis, Jefferson e probabilmente anche di Litteri, reduce da una stagione più che sfortunata. Si lavora anche per definire la sede del ritiro precampionato, che potrebbe essere sulle Madonie o in Sila. L'ultima parola anche qui spetterà a Pelligra. Ore di grande attesa invece a Messina, il cui futuro sarà certamente senza il patron Sciotto. Dopo incontri, telefonate e chiacchiere, la cessione della CR sembra ormai vicina. Sarebbero almeno 2 le offerte per rilevare il club, ma Sciotto chiede una buona uscita con il sindaco Basile, che cerca una mediazione per garantire e soprattutto salvare il calcio in riva allo stretto. La prima richiesta, formulata direttamente a Sciotto, è di Manuele Ilari, imprenditore romano del settore cinematografico. L'altra è quella dell'imprenditore Fabrizio Mannino, armatore con attività in Cina e a Dubai. In un modo o nell'altro bisognerà fare in fretta, perché incombono importanti scadenze, in primis l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. È tutto per questa edizione del mattino di Sicilia 24, grazie per l'ascolto e buona giornata.